Siamo stati a Belluno, siamo stati a Rovigo, fra qualche giorno andremo a Vicenza, poi abbiamo la scaletta con Padova, Verona e Venezia, quindi affronteremo le 7 grandi province, le 7 grandi città della regione del Veneto. Andiamo a spiegare per avere supporto su questi temi e per prendere in considerazione tutte le particolarità locali. Poi entro fine anno ci sarà l'Assemblea nazionale, in quell'Assemblea nazionale riporteremo quanto sostanzialmente è stato sottolineato nelle visite nelle nostre città e dai sindaci che governano i comuni di minore importanza in termini evidentemente di popolazione. L'opera di ANCI è, come dire, sostanziale e anche sostanziosa, se è vero come è vero che il consiglio direttivo si vede ogni 15 giorni e che prendiamo in considerazione tutta una serie di particolarità generali e generiche, ma anche di tipo individuale, comune per comune. Abbiamo un grosso lavoro ancora davanti, anche in funzione di tutte le variazioni nel campo dell'energia e del risparmio energetico, risparmio anche di tipo economico. Stiamo prendendo in considerazione a favore dei comuni tutte queste iniziative, non da dimenticare tutte le variazioni legislative che ci sono state nel campo dei segretari comunali. Credo che ce la faremo, abbiamo queste grandissime difficoltà, ma il lavoro non ci spaventa. Accettiamo evidentemente il conforto di tutti quanti i sindaci e delle loro esigenze. Il Veneto è una delle regioni più importanti di questa nazione in termini contributivi, in termini operativi. Guidare l'ANCI è difficile, ma con questo consiglio direttivo, con questi 2 vicepresidenti e i capogruppo, penso che saremo in grado di supportare tutti questi nostri indirizzi. Un grazie particolare al dottor Menara, che dirige brillantemente l'Associazione dei Comuni del Veneto, e grazie a tutti i nostri collaboratori.